Il formaggio a Casius edizione 2024, la 20ª e anche arte. Ne parliamo con il governatore del Veneto, Luca Zaia. Presidente Zaia, allora è importante questi 20 anni di Casius perché è un cammino iniziato piano piano, però poi è sbocciato, addirittura è triplicato. Questo è un esempio, questo è un formaggio affinato con foglie di tabacco e qua ne vedete solo una rappresentazione. Siamo in una delle più grandi mostre al mondo di produzioni locali, nazionali e internazionali. Quindi ci sono tutti i presupposti per dire che questa mostra cresce bene, 100.000 persone quest'anno ci saranno come visitatori, Piazzola su Brenta, diciamo che ci sono tutti gli elementi. È un connubio importante quello tra l'arte e l'enogastronomia e poi c'è anche il Festival delle DOP. Sì, senta, questi produttori sono degli artisti, guardi questa forma di formaggio, guardi, la facciamo vedere. È la dimostrazione che c'è intelletto, ingegno e c'è anche agricoltura eroica, perché poi la storia di questi produttori è storia di uomini di maglia, uomini di montagna, uomini avventurosi che vanno nelle grotte per affinare i loro formaggi e direi che qui c'è l'identità vera. Sono prodotti che vanno difesi perché qualche volta l'Europa più che madre è matrigna. Sì, in Europa non capiscono nulla di agroalimentare, visto considerato che c'è una parte d'Europa che non ha l'agroalimentare che si scontra contro chi ce l'ha. La verità è che dovremmo parlare con i nostri agricoltori, gliela spiegano bene l'agricoltura e l'agroalimentare. Grazie Presidente. Grazie a voi.